Salve a tutti, in occasione dell'Assemblea di Fede e Solidarietà abbiamo incontrato il riconfermato presidente Luca Fontana, col quale abbiamo aperto un dialogo sulla situazione attuale della cooperazione sociale, ma soprattutto sul futuro. Ecco le sue parole. Presidente Fontana, qual è il percorso di crescita e lo stato di salute della cooperazione sociale di Confcooperative? Le cooperative in questi anni sono cresciute, negli ultimi 5 anni siamo passati da 106 cooperative a circa 150. Devo dire che anche i dipendenti sono cresciuti, i soci lavoratori, abbiamo circa 15.000 persone che stanno prestando la propria attività lavorativa. Negli ultimi 2 anni ovviamente con la pandemia, che è stato un elemento fondamentale nella vita di ogni cooperativa, i numeri si sono fermati e in questo momento stiamo vivendo una riorganizzazione rispetto alla capacità di dare le risposte ai bisogni territoriali. Ecco, proprio parlando della pandemia, no? Che questi anni, questi lunghi mesi hanno lasciato sicuramente degli strascichi sulle cooperative sociali come tutto il tessuto imprenditoriale, ma ne hanno forse anche sottolineato il ruolo fondamentale nella gestione del welfare, proprio della cooperazione sociale. È così secondo lei? È così, in termini di welfare abbiamo visto e abbiamo toccato con mano quotidianamente come gli operatori delle cooperative sono fondamentali nel prestare i servizi, nel prestare quei servizi nella gestione degli asili, nella presenza delle case di riposo, nella presenza nelle comunità per disabili, nei temi della salute mentale e non dimentichiamo e non dobbiamo dimenticare tutti i posti di lavoro per le persone svantaggiate che abbiamo continuato a mantenere e anzi a tratti anche a aumentare. Lei spesso sottolinea che per rafforzare il welfare e l'inclusione cooperativa servono innovazioni di pensiero culturale, politico e legislativo. La crisi, prima, pandemia, ora la guerra, ma questo fenomeno era già iniziato diversi anni prima. Noi dobbiamo affrontare le nuove sfide con nuovi strumenti. Se è vero che dobbiamo mantenere le radici salde rispetto ai temi della cooperazione, quindi agli elementi valoriali, dobbiamo essere anche in grado di innovarsi dal punto di vista degli strumenti legislativi. Certo, non bastano quelli passati e non vanno semplicemente riammodernati, dobbiamo pensarne di nuovi e anche i livelli organizzativi vanno riproposti, ripensati, insieme a uno sviluppo tecnologico che ormai è imprescindibile delle nostre attività quotidiane. E dunque, volendo andare oltre la semplice gestione dei servizi, quali sono i nuovi orizzonti progettuali di Fede e Solidarietà, visto che anche lei è appena stato riconfermato presidente della federazione? Io credo che dobbiamo rafforzare il tema delle B, degli inserimenti lavorativi, perché questo può essere un volano per tutte le altre attività. Attività di P rispetto a tutta una serie di servizi che non debbono essere solo i classici, la sfalcio del verde, le pulizie, ma possono diventare anche ben altre, in sinergia anche con le altre aziende del profit. E poi tutti i nuovi servizi di tipo A, cioè verso le persone, tutte le nostre attività quotidiane, che anche qui meritano una riflessione e dobbiamo piano piano affrancarci dagli appalti pubblici e dobbiamo assieme al pubblico costruire nuovi luoghi e nuove possibilità. Quindi mi pare di capire che Fede e Solidarietà vorrebbe andare in una direzione che si allontana dal pubblico, oppure ho capito male? Non ci dobbiamo allontanare dal pubblico, dobbiamo rafforzare quella coprogrammazione assieme, dove il pubblico e il privato sociale sono paritarie e il privato sociale può mettere a disposizione la propria esperienza, le proprie tecniche di gestione e assieme al pubblico realizzarle nel quotidiano. Non è più pensabile che un pubblico decida e che il privato agisca. Credo che sia importante in una politica paritaria che si co-costruiscano le risposte dei territori, che si co-costruiscano il nuovo assetto di un welfare generativo di comunità. Come facciamo a fare questo? Lo dobbiamo fare assieme all'ANCI, assieme alla Regione, che rappresenta una grossa fetta del sanitario e del sociosanitario, e assieme a loro decidere quali regole applicare e quale strada perseguire. Faccio un esempio concreto: le case della comunità debbono essere gestite solo ed esclusivamente dal pubblico o possiamo vedere nelle case di comunità un nuovo modello di sviluppo dove la cooperazione sociale assieme al pubblico co-gestisce quei luoghi?
dove co-gestisce i bisogni, dove co-gestisce le risposte. Io credo che questa possa essere una strada.